Allora, uno degli uomini del momento, uno dei personaggi di questa festa del cinema di Roma, Damiano Gavino. Come stai, Damiano? Tutto bene, Bene? molto, molto contento. Allora, hai portato un nuovo Olimpo. Che emozione è stata innanzitutto portare alla festa del cinema di Roma nuovo film di Ferzan Ozpedek? Beh, è un'emozione nuova, è un'emozione che non avevo mai provato. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di far parte, insomma, di questo cast e di questa storia meravigliosa. Come ci sei finito dentro? Ci hai fatto un provino? Ho fatto un provino, sì, ho fatto un primo provino solo con il casting director che era Davide Zurolo, però l'ho fatto senza aspettative, ti dico la verità, nel Ci hai detto senso. vado e Ho poi... detto vado, vabbè, poi mi è arrivata l'email di convocazione, ho detto vabbè, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, ok, va bene, vado, almeno. Tu ti è sempre piaciuto Ozpete? Cioè che rapporto Sì, avevi con il sì, cinema? sì, sì, un rapporto molto, molto bello con i suoi film, nel senso che ehm, proprio il giorno in cui ho scoperto, insomma, ho capito di essere stato preso per questo ruolo qui, mia nonna mi raccontò che tempo fa eravamo in vacanza e io e mia sorella Lea siamo Grande rimasti. amica di Ozzcon anche Sì, lei, artista a esatto, Venezia. esatto. Siamo rimasti molto colpiti da Mine Vaganti. Siamo rimasti Ah, incollati alla TV, al divano e quindi fantastico. sì, decisamente. Poi quindi ho fatto questo primo provino e un secondo incontro in cui c'era Ferzan, ma credo che lui lì mi avesse già scelto. Ah, ok, Non me quindi lo- non me l'ha detto, E però quando l'hai saputo che te l'ha scelto? beh, bene o male l'ho intuito, non mi è Mm. mai stato detto. Non mi è mai stato detto esplicitamente. Io. Ancora tu non lo sai se sei... Esatto, non sono. Non mi è stato detto che il ruolo era mio. Comunque, più o meno l'ho capito il giorno in cui mi è arrivata un'email dalla mia agenzia in cui ero convocato insieme a tutto il cast. Hai detto qua, o Quindi ho detto, oh, oh, vado a fare le fotografie esatto, o faccio parte esattamente. del cast. Com'è Ferzan sul set? Ferzan è un artista sbalorditivo, nel senso che ha una capacità di trovare delle idee, di avere delle idee sul momento, così. Mm. Lui mi ha sempre detto, ancora prima di girare, che ad esempio lui si basa anche molto sul set, sulla Ah, su scenografia, quello che sui sente... colori, sui vestiti e anche sulla giornata. Magari quella notte ha sognato qualcosa E lo porta e lo dentro. porta Che dentro bello ed è però una cosa questo. pazzesca. Io l'ho notata molto da subito. Abbiamo lavorato molto sulla sceneggiatura, anche cambiando sia lui con Gianni Romoli, ma anche io, Andrea e gli altri attori e attrici Cioè, del quindi la cast. sceneggiatura non è che è scolpita nella pietra e quella deve rimanere, No, anzi, assolutamente, è molto aperto anche a sentire le la tue tua idee, opinione. sì, ti lascia molta libertà. Poi comunque devo sempre ricordarmi che Ferzan deve aver visto qualcosa in me di lui, Certo, interpretando perché tu io sei... un personaggio liberamente ispirato a lui, comunque qualcosa di suo in me l'ha visto, quindi ha lasciato molta libertà anche a me Di andare per la tua sì, strada e prima di cercare... dare indicazioni voleva vedere che tipo insomma, Di direzione prendevi tu esatto, e poi ti serviva. esattamente. Ma è lì Esatto. però, cioè a dirlo è facile, poi ti trovi il primo giorno sul set con l'ospite davanti, c'hai soggezione all'inizio, un po', Eh, soggezione no, eh, ma come un po' depressione. Beh, sì, decisamente, ma anche perché poi percepisci una serietà, un'attenzione anche ai minimi dettagli, sia da parte sua che da parte di tutta la troupe, nel senso che dalla scenografia ai Mm. costumi al trucco al parrucco, cioè deve essere tutto perfetto, tutto in armonia, tutto in linea E con quindi tu l'idea di devi Ferzan. accordarti poi a E quella tu roba devi lì. accordare, però non è difficile. Mm. Paradossalmente, quando c'è così tanta attenzione, alza l'asticella di tutti e quindi è facile anche entrare e poi, come dico sempre, il fatto che siamo partiti proprio con gli anni 70 perché il film Sì. attraversa Inizia parecchie epoche, l'incontro. esatto, l'incontro e l'inizio del film è negli anni 70 e essere arrivati nel cinema, che è poi il nuovo Olimpo, scenografato negli anni 70, a noi ci ha aiutato tantissimo. Immagino, Sì. perché entravi Esatto, dentro, anche i dentro quel mondo costumi, lì. capito?
E poi Sei eravamo tenuto qualcosa dei costumi? Mi sono tenuto delle gazzelle. Delle gazzelle? Delle gazzelle rosse con le strisce bianche. Fantastico. Sì. Senti, e la nonna? La nonna, No, tua nonna Mia che, nonna che che- diceva che- di Mine Vaganti. mia nonna che diceva di Mine Vaganti, lei è rimasta, era in sala in proiezione E? e è impazzita. E l'ho chiamata 2 giorni dopo perché insomma Tra tutti. dovevo anch'io Smaltire. smaltire, però l'ho chiamata 2 giorni dopo e mi ha risposto perché dovevo andarla a trovare, insomma. Beh, eri giustificato però in Sì, questo sì. caso, dai. L'ho chiamata e mi ha risposto, era al mercato ed era ancora con il fiatone, molto emozionata. Ha detto, "Dai, mi devo ancora riprendere, vieni oggi pomeriggio, adesso non ce la faccio", capito? Che il vero problema sarebbe stato se... Damià, però, che film. Sì, Mamma certo. mia. No, ma devo dire che mia nonna su ogni Supportiva. punto di vista è una roba pazzesca, cioè è una che si guarda Euforia, capito? Si guarda Euforia tranquillamente, non dice ha- che bello, molto divertente, che bello, tutte passioni, quindi non ho avuto Grande, oh. problemi. Grande nonna, Sì, nonna sì. mitica. Grande nonna Anna Rosa. Bellissimo, bellissimo. Senti, dopo Nuovo Olimpo, che arriva su Netflix direttamente il 1° novembre, mi sembra, Sì, giusto? esatto. Sarai in Un professore 2. Mhm. E lì, com'è? E lì cambia Totalmente- tutto. Atmosfera totalmente diversa? Cambia tutto, sì, decisamente. Io ho dovuto interpretare in Nuovo Olimpo un personaggio che partiva dai 25 anni, che comunque sono vicini alla mia età, e però poi arrivava anche ai 60, la linea dei 40 anni. E invece in Un professore riprendo il ruolo di Manuel, che ha intorno ai 19 anni, è un liceale. Cioè, diciamo che è più dalle tue parti. È più dalle mie parti. più semplice. Diciamo che ho più basi su cui fondarmi, nel senso che a scuola ci sono andato anch'io, non è passato poi così tanto tempo, quindi mi posso basare anche sulle esperienze che ricordo, però sì, decisamente è una cosa Set totalmente diversi. è una cosa totalmente diversa. C'è attenzione, Beh, certo, pure quella è una cosa... agonismo anche lì, però diciamo c'era anche una tensione emotiva diversa. Mentre sul set di Ferzan era una tensione emotiva che non aveva picchi, era sempre la Costante. stessa, era costante. Qui invece ci sono scene anche molto, molto comiche, di commedia, molto ritmate. Il regista Alessandro Casale ci ha lasciato molta libertà anche nell'improvvisare, e devo dire che poi c'erano dei picchi di scene molto emozionanti. e quindi c'erano dei picchi, insomma, ecco. Tu usi la musica per entrare nei personaggi? Allora, non uso la musica per fare determinate scene, o ad esempio ci sono molti miei colleghi e colleghe che utilizzano la musica proprio 20 secondi prima di entrare in Esatto, scena. per entrare nel mood emozionale. Esatto, io quella roba lì non l'ho mai utilizzata, però è come se trovassi per caso degli album o delle canzoni che automaticamente mi portano a entrare nel mood del film, delle ok. riprese. E quindi per Ferzan? Per Ferzan ho utilizzato, non chiedermi perché, un artista che già conoscevo da un paio d'anni, che però non avevo mai approfondito, mi ero soffermato solo sulle canzoni più famose, che è un artista che è morto nel 71, che è Jim Croce. Che c'è pure il figlio del povero Jim Croce, cioè A.J. Croce pure. Sì? Sì. Che canta? Sì, canta. Canta e Sì, suona? non so se canta ancora, sì, sì. Ah, ma dai, allora adesso me lo Jim me lo Croce, studio. Time in a Bottle. Time in a Bottle, Time in a Bottle, ti Operator, inchioda. sì, vabbè, no, Tra l'altro è una storia pazzesca quella di Jim Croce da film. Quello serve che un è morto biopic in un fatto incidente finto, aereo. sì, No, sì. pazzesco. Giovanissimo. Pazzesco. Con quei baffoni. Sì, poi nel Tra culmine l'altro del citato pochissimo. successo. È vero, ma forse perché diciamo è stato nella scena per poco più di pochissimo. 7 anni, Sì, 8 neanche, anni. praticamente. E quindi ti dicevo che gli album di Jim Croce li ho riscoperti nel periodo di ripresa, ma per caso, non perché ho detto questo deve essere l'album che mi Come porta l'hai a trovato Jim Croce? Allora, prima di tutto, allora, su YouTube, non mi ricordo il nome di questo, però è un chitarrista che insegna o comunque... E tu suoni? Io suono, Ah, suono chitarra. la chitarra, ho suonato per un paio d'anni la batteria e poi a scuola, che ho fatto il liceo musicale, ho studiato il contrabbasso e il pianoforte. Ah, proprio... Sì. ok. E quindi c'era questo signore, questo chitarrista, musicista, che faceva praticamente una classifica
delle migliori intro musicali di tutti i tempi, e fra Cosa queste c'era? c'era Time in a Time in a Bottle? Bottle, perché Che fa ovviamente bellissimo. bellissima, If I could geniale. save time in a bellissimo. Esatto, e quindi lì l'ho conosciuto. Poi ho detto fammi esplorare un po' questo mondo qui. Avevo conosciuto anche, avevo ascoltato anche Operator, Sì. New Quella York più It's Not blues. My Home, quella roba lì che è pazzesca. Credo sia dello stesso album, se non Sì. sbaglio. Poi lui c'ha una timbra, una voce molto particolare. Irreplicabile. Che è veramente, veramente fantastico. E quindi invece per un professore? Per un Ma ti fai le professore... playlist tipo o no? No, ascolto gli album Ah, a proprio album blocchi. fisso. Come ai Mentre vecchi per un tempi. professore devo dire che questo qui però mi ha aiutato anche Claudia Pandolfi, nel senso che quando entri in Camper Truck e c'è lei, c'è lei, sempre vabbè. la musica a palla, perché o l'ascolti in cuffietta o con la cassa per lei, perché sennò non te la devi ascoltare la musica. Grande. E che si ascoltava? Cioè tipo Nirvana o... No, allora c'era molta musica anche un po' sperimentale, però la cosa che mi ha colpito di più era Michael Kiwanuka. Ah sì, grandissimo. Che è e usato spesso nelle serie Esattamente, americane. che se non sbaglio in Big Little Lies c'era... Sì, sì, c'è un pezzone proprio esatto, usato su... che era Cold Little Heart, quella la sente spesso, la sentivamo spesso, e c'era anche un'altra che si chiama Love and Hate, che è molto, molto... anche lui è un timbro pazzesco. Sì, grandissimo, grandissimo. Senti, che è il tuo regista preferito invece? C'hai le ossessioni cinematografiche? Le ossessioni, vado a periodi. Ah sì? Vado a Questo è il periodi. periodo di? Questo è il periodo di Martin Scorsese. Ah, beh. Non bel che non periodo, l'avessi no? mai scoperto, insomma, però ogni tanto riprendo fuori... Beh, che poi sono filmografie talmente vaste che non è che Capito? uno si mette là. Esattamente. Però, ad esempio, tipo nel liceo, durante il liceo, sono andato in fissa con Stanley Kubrick. Quando lo scopri per la prima volta in terzo o quarto liceo, mi sono cominciato a vedere Arancia Meccanica, Barry Lyndon, Tutto, Full Metal Jacket. Full Metal Qual è il tuo Jacket. preferito? Ti dico la verità, Barry Lyndon. Ah sì? Non lo dice nessuno, No, però esatto. Barry Lyndon è, vedi, è pazzesco, perché a me piacciono tanto i film che raccontano una storia che non si sviluppa in poco tempo. Cioè Barry Lyndon è una roba che si basa su tantissimi anni, cioè lui da giovane, Sì. poi lui da padre. Tanto Ryan O'Neal è grandissima prova. Esattamente, ed anche lì la colonna sonora e la scelta musicale Che era dei Kubrick Chieftains, tra l'altro, la parte della colonna sonora. Sì, e poi, E poi la musica c'era classica. Sarabanda di Handel, se non sbaglio, che è un tema molto ricorrente nel film e molto utilizzato, quindi... Beh, poi Kubrick diciamo che due idee, e anche Scorsese sulla musica Sì, quando parte, no? sì, assolutamente. C'hanno le Beh, idee Scorsese ad chiarissime. esempio utilizza principalmente poi nei film che trattano temi magari dell'italianità, no? Di New York o comunque dell'America. Mi viene da pensare anche solo semplicemente a Quei bravi ragazzi, a Goodfellas. C'è una quantità di musica anni 50, 60 Sì. che è E fenomenale. anche Mean Street che si apriva su Be My Baby, che Esatto, cioè, stupendo, capito? ragazzi, cioè, Perché poi racconti una determinata realtà con quella musica che non la colleghi a esatto, quello, no, no? infatti è lui Pazzesco. è un genio assoluto. E tu che spettatore sei? Sono Cioè uno guardi di tutto o... No, sono uno spettatore Sei molto selettivo? prima di tutto fedele, nel senso che fedele alla realtà che può darti la sala, però la replico anche un po' a casa, nel senso che in TV chiudo persiane, chiudo finestre, ok. spengo telefono e subito riproduci la sacralità Esatto, del perché, momento. sai, parlandone anche banalmente con i miei genitori, loro mi dicono che quando vedono qualcosa in televisione tendono a dimenticarsi un po' la storia, magari lo ribeccano in televisione 2 anni dopo e dici ma questo l'ho visto, non mi ricordo. Sì. Molto più distratta come visione. E ho capito che se lo guardi in un determinato modo, se replichi un po' quella atmosfera da sala è perfetto, ti ricordi tutto e poi... Beh, poi è un'esperienza. Sì, assolutamente. C'hai molte distrazioni a casa, sì, macchine che totalmente. passano, Il telefono che telefono. suona, l'acqua che bolle, no? Esatto. Banalmente, quella roba lì. Senti, chi è il tuo attore mito invece? Italiano? No, totale. Totale? Sì, proprio quello che ti accende sempre quando lo rivedi, dici. Vabbè, ecco perché faccio sto oltre mestiere. ai mostri sacri, De Niro, Al Pacino, ti dico che non in tutto, però Matthew McConaughey.
Che tra l'altro lui ha fatto delle scelte Lui, sì, veramente... certo, lui ha fatto delle scelte molto Cioè, ha particolari. buttato via una carriera per prendere un'altra a un certo Esatto, punto. lui, io poi ho letto anche il suo libro. Bellissimo, l'ho letto anch'io. Pazzesco, Grillati. è un mitomane. Beh, Però cioè- è un mitomane sensato, Sì, sì, capito? sì. È Nel lui, senso perché che è gli lui credi, che sì, gli credi è perché vero. ha delle esperienze di vita molto particolari, basta pensare ai viaggi che ha fatto da solo, Sì, che c'è senza tutto il nulla. racconto poi quando fa la In lotta, Africa, no? mamma mia. Mamma sì. mia, quello è pazzesco. Meraviglioso. Però grande lui- coraggio, lui sì, ha avuto grande lui coraggio. in delle cose, a parte le commedie romantiche un po' più così, però lui ha fatto anche paradossalmente in The Wolf of Wall Street, in cui il protagonista è DiCaprio, Margot Robbie e Jonah Hill, Gliela porta via. cioè lui in cui Infatti- in quei, non lo so, 10 minuti, pazzesco. Esatto, capito? Con Che un poi quella è una gesto, roba sì. sua, che ha Esatto, portato in esatto. scena, ha regalato al film. Infatti quello è la grandezza che Pazzesco. glielo porta via Sì. completamente. Decisamente. Senti, facciamo un gioco, Damiano. Sì. Domani mattina ti suona il telefono Mhm. e è un regista che ti dice: Damiano, devi essere nel mio prossimo film. Chi vorresti che fosse? Chiunque. Da Hollywood a Parigi, chiunque. Mi piacerebbe molto essere in un film di Wes Anderson. Perché mi Wes diverte Anderson, tanti. ma ti piace tutto Wes Anderson? Cioè, film Beh, dove- io ho visto adesso Quello su Netflix. il cortometraggio che ha fatto e anche quello ancora più corto di 17 minuti. Sì. Mi sono divertito. Nel senso, nonostante sia ovvio che è una scenografia anche scenografata, Sì, nel sì, senso certo. che ti accorgi che è tutto finto. Sì, sì, è iperreale, totalmente Eh, iperreale. Mi piace tantissimo e mi piace tutto perché anche, se non sbaglio, si chiama Quel treno per No, Jarlene. quello è uno dei miei preferiti. Quello- Io contesto gli ultimi, ma Il treno per il Dargine è Quello bellissimo, è la pazzesco. storia di tre fratelli. Anche io forse l'ultimo dove c'è Chalamet è un Ecco, po' confusionario. proprio quell'episodio lì di Chalamet, Sì, c'è quello- la cornice bellissima, ma manca il quadro, Sì, diciamo. sì, Mentre i Tenenbaum e Darjeeling... Pazzesco, pazzesco. eh, Anche i colori, la fotografia che no, utilizza lì è è tutto. pazzesca. Poi colonna sonora, beh lì Kings, E colonne sonore. poi lì mi interesserebbe, ti dico Wes Anderson perché mi interesserebbe molto recitare in quel modo con il corpo, perché Mm. se tu ci fai caso sono Sì, tutti so- molto sì, sì, sono molto precisi e fumettistici tutto anche, molto, sì, no? è vero. Sì, esatto, fumettistici mi viene da dire. È vero, è vero. E Sono- quindi quello mi interesserebbe tantissimo. Ah. Sarebbe una prova molto interessante. Senti, prima di farti scegliere uno dei DVD qui dal nostro cesto, ti faccio l'ultimo gioco. Domani sera cena a casa tua, Sì, io vengo a fare il cameriere, puoi invitare 4 personaggi da Napoleone a Joaquin Phoenix. quindi anche del Quali? passato. Anche morti, anche Gesù Cristo. Beh, Gesù Cristo Oddio, forse. spezzò il pane. Allora, anche Lorella dico- Di Carlo puoi invitare. Anche Lorella Di Carlo. Sì. Allora, dico Stanley Kubrick perché Vai. voglio sentire criticare qualcosa che non va. Poi magari mettiamo anche un suo film, non lo so. 4 mi hai detto? Beh, non lo Beh, so. uno che è quello che hai citato prima. Sì, è quello- Matthew McConaughey, anche Scorsese, De Niro. E sono 4, basta. De Niro. Manca solo uno che è Jim Croce. Jim Croce. Jim Croce. Assolutamente. Dai, Matthew McConaughey no, e No, tiriamo dentro Jim Croce. tiriamo dai. dentro Jim Croce, E facciamo assolutamente. Kubrick, Jim Croce, vediamo che si dicono. Esatto. Damiano Gavino all'Hot Corner, grazie Damiano. Grazie a te.